appena concluso quella dei presidenti di regione, poi a seguire avremo il prossimo collegamento, per cui vi dico già che non durerà tantissimo, ma ovviamente c'è disponibilità per le domande. Avremo quella con il governo, con il ministro Azzolina, il ministro Boccia, per parlare ovviamente dell'apertura della scuola. Vi do i numeri, scusate, sono un po' a rovescio forse. Allora, i test molecolari sono in questo momento 3.101.379 e invece quelli rapidi sono 1.531.024. Vi do anche i due dati. Allora, di molecolari nelle ultime 24 ore abbiamo fatti 18.924 e di rapidi ne abbiamo fatti 39.877 per un totale di 58.801 tamponi nelle ultime 24 ore, che è una macchina massiccia dei tamponi. Allora, da questi 58.000 tamponi abbiamo avuto 3.834 positivi, che sono esattamente il 6,52%. Lo faccio vedere anche in maniera così, se avete ancora necessità di prendervi dei numeri, eccoli qua. Quindi 58.801, 3.834 positivi, 6,52%. I positivi dall'inizio sono 213.000, 0,54. I positivi che noi abbiamo trovato con la macchina del testing dei tamponi. E i positivi di oggi sono quasi 100.000, 97.816. I dati poi, eccoli qua, il totale di ricoverati in questo momento sono 3.213. I dati di oggi suddivisi sono questi: 369 in terapia intensiva più 4 e 2.844 in area non critica meno 89 pazienti. Ok? I morti purtroppo sono 5.382 più 114. I dimessi sono 9.415 e ovviamente in virtù dei numeri che vi ho dato si ricoveri in forte calo, più 170 persone tra i dimessi. Allora, sentite, senza cantare vittoria, perché qui capite che ogni giorno c'è una novità. Di certo abbiamo le curve che da più di qualche giorno la flessione la stanno segnando. Se non c'è allora possiamo dire questo, che se non c'è una repentina inversione di tendenza, diciamo, la direzione c'è. E abbiamo fatto anche stamattina, fra l'altro, fra le tante robe che abbiamo fatto, la riunione con i direttori generali, ha fatto a volo d'uccello un punto della situazione rispetto alle diverse ULS e oggettivamente, diciamo, si vedono le curve. Peraltro anche Verona oggi ha una situazione sicuramente di forte pressione, sicuramente non la possiamo considerare diciamo un trend, ma di certo oggi ha letti che si liberano nelle infettive, parlo del territorio, ha posti ancora, anche se sempre limitati, nelle terapie intensive, però io direi che è prudente guardare tutto questo quadro.
è prudente. Voi vedete che si stanno rialzando i contagi anche in giro per l'Europa, la Francia ha superato i 60.000 morti, c'è ovviamente il tema della Gran Bretagna che cresce e anche a livello nazionale l'infezione c'è, punto. Anche se qualcuno nega l'infezione, nega il Covid e riconduce tutti a mega accordi con Bill Gates e altre robe, farà sorridere, però guardate che ho visto, peraltro devo anche dire, ho visto il video, ma ne vedo tanti di video dei ricoverati e hanno tutti la stessa storia, cioè di aver visto la morte in faccia, cioè. Quindi c'è poco qua da negare l'evidenza. Dopodiché ognuno la pensa come vuole, cioè questo è un paese libero, ognuno pensa come vuole, però la libertà tua finisce dove inizia la mia e viceversa. Io non aggiungerei altro proprio per l'ottica del fatto che abbiamo la riunione. Voi sapete una cosa, ve la dico, sapete che ieri è stato approvato dal governo il decreto legge che prevede le zone arancioni nei giorni feriali e le zone rosse nei giorni prefestivi e festivi. Senza star qui a dir date, ci mettiamo meno a spiegare ai cittadini questo, cioè festivi e prefestivi zona rossa, dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, e nei giorni feriali dal 24 dicembre al 6 gennaio zona arancione. Quindi perché vi parlo di questo? Vi parlo di questo perché noi abbiamo un'ordinanza che arriva fino al 6 gennaio, se vi ricordate, e quindi siccome molti ci chiedono cosa accadrà, ve l'avevo già detto prima, per cui voi fatemi da giusti testimoni, perché qua ormai c'è tutti che si inventano tutto. Vi avevo già detto prima che se le misure fossero state, ve l'ho detto ieri, è una domanda di Angela Pederiva, vi ho detto se le misure non ci fossero state o fossero state più blande, per noi resta la nostra ordinanza. Ma capite che dal punto di vista di gerarchia proprio, diciamo di provvedimenti gerarchici, per noi decade la nostra ordinanza, gli effetti dell'ordinanza decadono il 24 con l'entrata in vigore del provvedimento nazionale. Quindi fino al giorno 23 alle ore 24 è valida la nostra ordinanza, che è quella della zona arancione light, come qualcuno l'ha definita, ovvero la chiusura dei confini comunali dalle ore 14 fino al giorno 23 compreso, scusate. Adesso comunque facciamo una nota, ma che è una nota esplicativa, ma esattamente sono 4 righe, perché non c'è da dire tanto questa roba. Se avete domande, ragazzi? Allora si è prenotata per prima Moscati, poi Tosatto, Pederiva, Prigioni. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Io le chiedevo una cosa riguardo al Capodanno, una cosa che non è stata toccata quest'anno. Ogni anno abbiamo una campagna diciamo, di sensibilizzazione contro i botti di Capodanno, perché ovviamente sono molto pericolosi, hanno fatto anche, adesso magari non è il caso specifico della nostra regione, per fortuna, ma insomma in generale possono provocare anche dei morti. Ora, quest'anno non si è fatto accenno. Purtroppo io ho visto, ho proprio visto acquistare, cioè fare delle scorte considerevoli di cose che peraltro io non conosco, non capisco, ma probabilmente sia in internet che nei negozi, e si prevede che, visto e considerato che tutti saranno a casa, succederà dai balconcini invece dei andrà tutto bene o delle bandierine, gli arcobaleni, che quest'anno ci sarà un potente lancio di questi petardi o botti che si dica. Per cui anche in virtù del fatto che questi creano, oltre che insomma creano un grosso problema per gli animali, lo sappiamo, e quest'anno non c'è stata nessuna, diciamo, voce che si è alzata per cercare un po' di limitare questi danni.
È previsto da parte sua qualche, diciamo così, un po' consiglio? No, guardate, noi continuiamo a dire che tutte le attività, botti compresi, devono essere fatte nel rispetto della legalità e oltretutto come si dice, dell'attenzione personale anche rispetto alla sicurezza personale delle altre persone. Ma siamo fermi qui, cioè noi non abbiamo mai fatto campagne strutturali per i botti. No, campagne. Era Ovvio che poi c'è il semplicemente... tema prima della salute delle persone, poi c'è Certo. anche quello degli animali che poi vediamo che effetti ha. Bene, ecco, sempre ritornando agli animali, un'altra cosa che non è stata citata in queste regole, l'uscita, ci è stato detto per motivi sanitari, per motivi di lavoro, per motivi di visite a parenti, eccetera, nel numero stabilito. Immagino che sia ovvia anche l'uscita per... Veterinari. Ecco, semplicemente chiedevo Sì. questo. Ma c'è in tutte... Non veterinaria, per l'uscita Sì, quotidiana. ovvio. Ma comunque c'è in tutte le regolamentazioni di tutte le zone questo, è previsto. È previsto. Sì, da sempre, anche durante il lockdown era previsto. Sì, no, ma era perché questa volta non è stato citato. Sì, è che tutto non riesce mai a mettere, no? Sì, certo. Grazie. Prego. Filippo Tosato, grazie. Sì, buongiorno, Buongiorno. Presidente, buongiorno. Allora, volevo chiederle quale tipo di interlocuzione, se c'è stata, avete avuto con il governo in occasione del DPCM. Meglio, del decreto, non è un DPCM, del decreto annunciato ieri sera. Glielo chiedo perché dalle prime segnalazioni, dai primi segnali che possiamo ricevere, c'è un certo sconcerto di fronte a questo accavallarsi di colori. Nel senso che se uno guarda il calendario, hanno fatto dei calendari colorati, abbiamo una serie di giorni in fascia gialla, poi si va in fascia rossa, poi arancione, poi ancora rossa, poi arancione. Per carità, saranno anche misure meditate necessarie, ma l'impressione è di una grande confusione. Non so cosa dirvi, cioè, nel senso che il governo ha deciso di fare questo provvedimento, l'ho presentato ieri in una discussione che peraltro non è che si è chiusa con la certezza che fosse così ai governatori, e poi in Consiglio dei Ministri abbiamo atteso tutti la notizia ieri sera, è stato approvato come decreto. Fra l'altro abbiamo appreso che c'è una prima parte di ristori che non saranno sufficienti, però ho appreso che ci saranno questi 645 milioni di euro, appunto. Noi non è che, tant'è vero che ieri, finita la riunione, non è che ci hanno detto bene questo è il testo, ci hanno detto beh, adesso andiamo, vi faremo sapere cosa deciderà il Consiglio dei Ministri. Hanno fatto la scelta di alternare zone arancioni con zone rosse, non ne conosco le motivazioni, e basta, la nostra ordinanza è quella che sapete, nel senso che penso che ne abbiamo già parlato, insomma. Sì. Beh, sul fronte dei ristori è stata comunicata questa cifra che però insomma è parziale. Sì, spalmata su 20 regioni, francamente non... ha motivi di ritenere che ci saranno risorse o confidiamo nella provvidenza? Sceglierei la terza via, nel senso che dovremmo vigilare, perché il presupposto per tutte queste misure è che le imprese, i lavoratori siano ristorati. Io ho sempre parlato di modello tedesco, di dare una percentuale sulla differenza di fatturato rispetto al mese dell'anno precedente, cioè stiamo parlando di dicembre, andremo a vedere il fatturato del dicembre 2019. Anch'io ieri sera ho seguito la diretta Facebook del presidente Conte, ho sentito che ha parlato di questi 6,45 e ho sentito anche che si è impegnato dal 1° gennaio, insomma con l'inizio dell'anno nuovo, quindi con il bilancio dello Stato nuovo, a valere dall'annualità 2021, di provvedere a ristori. L'ho detto in 2 o 3 volte, non ci resta che seguire e vedere. Di certo che l'adozione delle misure è sempre più difficile, sono sempre meno comprese,
Per cui se a questo ci aggiungi anche la mancanza dei ristori, è logico che i cittadini poi possano andare anche fuori di testa, no? Due segnalazioni, poi Prego. io ho concluso. Una è semplicemente una domanda. Alcuni commercianti ambulanti chiedono se in presenza del mercato in un giorno di zona rossa le merci saranno limitate agli alimentari, cioè se nei mercati potranno andare soltanto gli ambulanti di alimentari. La zona rossa prevede solo l'alimentare. Ecco, infatti. Però attenzione, non sono norme nostre. No, lo so, Io so glielo che... chiedevo in veste di persona informata. Ecco. Io so che tu lo sai, però purtroppo mi sono reso conto in questi mesi che ogni roba che dici poi diventa tua. Stiamo parlando di aree rosse, gialle, arancioni non istituite dalla regione, perché poi qua si trasforma l'informazione che tu dai per buon senso, anche per disponibilità, si trasforma in una responsabilità su tutto ormai. Quindi direi che è bene chiarirlo. Ecco, l'ultima cosa, ma forse non è proprio l'ultima, anche qui segnalazioni. Sì. Qui zone gialle, rosse e arancioni, però francamente di controlli se ne vedono pochi. E qui abbiamo anche circostanze, orari, luoghi di grandi negozi presi d'assalto, nessuno muove un dito. In altri casi, è giusto dirlo, c'è del personale che controlla, ma in molti casi entrano tutti in maniera indisturbata. Mi chiedo che senso abbia anche ingabbiare i cittadini per 2 settimane se poi ci sono queste resse nei megastore. No, è chiarissimo. Noi non abbiamo i controlli, cioè nel senso che noi non abbiamo le forze di polizia. Dobbiamo fare le forze di polizia che dipendono dal Ministero degli Interni in toto, oppure le polizie municipali, cioè noi non abbiamo organi di controllo. Questo vale diciamo random un po' dappertutto, anche noi riceviamo segnalazioni, noi le giriamo le forze di polizia, le giriamo però... La vedo un po' scorato, diciamo così. No, guardate, cioè non... faccio il mio mestiere. No, guardate, non è un momento sicuramente facile, ma lo dico semplicemente perché giustamente i cittadini hanno bisogno di risposte, giustamente i cittadini si lamentano, però è altrettanto vero che non può essere che non si capisca che c'è un problema, che è quello di una pandemia mondiale. Adesso... Prego. Filippo? No, grazie. Allora, Angela Pederiva, grazie. Grazie, buongiorno Presidente. Detto che c'è una gerarchia costituzionale da rispettare, che quindi un decreto statale prevale su un'ordinanza regionale, lei comunque come autorità di protezione civile, lo sappiamo, potrebbe comunque fare dei provvedimenti più restrittivi, con o senza l'intesa del governo, ma insomma sono ammessi. Da questo punto di vista, il fatto di non voler lasciare in piedi l'indicazione delle ore 14 è dovuta forse nel senso di lasciare dopo dal 24 in poi la limitazione che c'è da oggi sul sconfinamento dei comuni oltre le ore 14. Sì. Dico, il fatto di sospenderla con il giorno 23 e di non mantenerla anche nei giorni successivi è dovuta alla volontà magari di non alimentare la confusione nei cittadini, o ritiene che le misure comunque del decreto siano comunque sufficienti rispetto... No. Però no, spieghiamoci. La nostra ordinanza non è restrittiva come quella del governo, perché la zona arancione prevede la chiusura del confine comunale, non fino alle 14. Sì, mi riferisco al fatto che il governo ha lasciato la possibilità, per esempio, di andare a trovare una volta al giorno amici e parenti a casa con un massimo di 2 persone. Quindi ci sono delle maglie che il decreto lascia. L'ordinanza della regione in quel senso poteva essere più restrittiva nell'imporre comunque che queste visite ai parenti si potevano fare eventualmente guardate, al mattino. Io penso che i cittadini... Cerco di fare chiarezza nella sua No, certo, no, adesso ho capito. Io penso che la nostra ordinanza è meno restrittiva delle zone istituite,
Dopodiché, siccome noi possiamo andare in ulteriore restrizione, penso che siano sufficienti le restrizioni adottate a livello nazionale. Cioè, perché se questo è il principio, uno dice, vabbè, le zone arancioni trasformale in rosse, e le zone rosse le puoi trasformare in lockdown totale, perché si può fare... Cioè, guardate, cioè io penso che sia assolutamente sufficiente. Noi da uno scenario giallo passiamo di fatto a uno scenario arancione light, arancione e rosso. Se voi vedete le schede che ci manda l'Istituto Superiore della Sanità sono chiare, scenario giallo, scusate, zona gialla, scenario 3 mi sembra, e dice una serie di misure che noi abbiamo adottato tutte. Lo dico a quelli che parlano per dare aria alla bocca. C'è un prontuario, non è che uno dice, boh, è zona gialla, vedi, è colpa da... scusate, zona gialla, scenario 3 mi sembra, e dice una serie di misure che noi abbiamo adottato tutte. Lo dico a quelli che parlano per dare aria alla bocca. C'è un prontuario, non è che uno dice, boh, è zona gialla, vedi, è colpa della zona gialla, ma c'è anche scritto cosa fare nella zona gialla, in base agli scenari della zona gialla o della zona arancione o rossa. Ok, quindi rispetto alle deroghe comunque ammesse dal decreto ritiene le misure complessivamente sufficienti. Assolutamente. Cioè noi non facciamo azioni più restrittive. Perfetto. Le abbiamo già fatte nei 4 giorni prima, 5 giorni, vorrei ricordare che da oggi fino al 23 noi abbiamo adottato misure restrittive. Certo. E per quanto riguarda la deroga che è stata concessa dal decreto alle uscite dai piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti nel raggio di 30 km senza raggiungere il capoluogo di provincia, ecco, siccome ricordiamo che lei aveva chiesto per i famosi giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno la possibilità di sconfinare per andare a pranzo, manterrebbe comunque quella richiesta o ritiene sufficiente questa apertura che è stata ormai data? purtroppo è una partita chiusa, cioè nel senso che i governatori l'hanno discussa e penso che il decreto che è stato fatto ieri sera sia tombale, a meno che il governo non voglia rivedere le sue decisioni. C'è quella dei 2 visitatori, oltre ai disabili, oltre ai minori dei 14 anni in accompagnamento, per cui da quello che ho letto io ad oggi mi sembra di capire che a pranzo di Natale lo puoi fare 2 più quelli, gli ospiti che ti ospiteranno a casa loro, cioè, o viceversa, nel senso che i visitatori esterni sono 2. Eventualmente, ecco, vuol dire che se una coppia ha dei figli saranno in 4 se i figli hanno meno di 14 anni. Ultima e chiudo, qual è il suo giudizio sul decreto del governo? Proprio una domanda secca. Ma guarda, cioè il giudizio è che questo decreto, da quello che è dato a sapere, esce da una indicazione del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, che anzi a me risulta che avesse chiesto misure ancora più restrittive. Noi abbiamo discusso come governatori, abbiamo sempre detto che siamo coscienti del momento. Se devo esprimere un giudizio lo esprimo sul fronte dei ristori, perché il tema dei ristori è il tema fondamentale. Se non ci sono i ristori è un grosso guaio, c'è un grosso guaio perché pensate solo a ristoranti, bar e tutte quelle attività che comunque fanno cassa in questo periodo natalizio, che chiudono tutto, oltre a tutta la filiera, da quelli del magazzino dell'agroalimentare, la filiera del vino e poi tutti quelli che fanno turismo, perché il turismo, cioè, di fatto quest'anno ve l'ho ricordato con l'anno horribilis del turismo e tutte le altre attività, insomma non vorrei aver dimenticato qualcuno. Prego. Grazie, proseguiamo con Antonella Prigioni, poi Marco Bonet. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Qual è l'orientamento? Lei diceva una conferenza stampa sul tema scuola, qual è l'orientamento in questo momento, se si può avere Guarda, noi adesso avremo l'incontro con il Ministro Azzolina. Sicuramente una posizione di responsabilità, nel senso che non c'è nessuno di noi che tifa per non aprire la scuola. Cioè, penso che la scuola, capito, sia, come si può dire, dogmaticamente in presenza, no? E quindi non è solo un fatto di fisicità, ma è proprio il rapporto con l'educatore, con chi ti insegna e che trovi a scuola, a parte il fatto che è un momento anche di socializzazione e è una fase della vita importante. Dopodiché ci sono 2 aspetti.
la quantità, cioè a che livelli far attivare la scuola, perché se il floor, se la base è il 75%, ho l'impressione che più di qualche regione vada in difficoltà. Ma il primo di questi è che siamo in una congiuntura astrale particolare a gennaio, vaccini, Covid, influenza, apertura della scuola, bisognerà valutare anche la situazione epidemiologica di gennaio, perché oggi stiamo parlando di fatti che accadranno fra 20 giorni, mi sembra, no? Più o meno. Quindi in 20 giorni voi avete capito meglio di me che succede di tutto in un paese dal punto di vista sanitario. Quindi adesso noi torniamo su, inizia la riunione con il governo e lì porteremo la nostra posizione, che è questa, che è quella assolutamente di condivisione dell'apertura, ma non deve prescindere dalla situazione sanitaria, che poi non si dica Zaia diceva di aprire, adesso non apre più. E l'altro aspetto è relativo a quanto aprire, perché comunque il dato del 75% oggettivamente è impegnativo. Poi volevo chiederle, Conte ieri ha detto che il 27 dicembre è il giorno del vaccino. In Veneto il 27 dicembre che cosa succederà? Beh, intanto bisognerà vedere l'arrivo dei vaccini. Dovrebbero arrivare 875 fiale. Distribuiranno questi contenitori, dovremmo farli con velocità, prego, entro 4 ore. Considerate che abbiamo dato intanto come indicazione l'arrivo sull'azienda ospedaliera di Padova, dopodiché capiremo come distribuirli per fare una sorta di prima vaccinazione territoriale. Ricordo che il vaccino è volontario, così togliamo un po' di argomenti a quelli che pensano che stiamo qui solo a vivere per ingrassare quelli che fanno i vaccini. Il vaccino è volontario. Siamo in una regione che si è battuta per la volontarietà. Noi abbiamo avuto per 10 anni, lo dico perché magari quelli che vengono artatamente informati sulle nostre posizioni, si sappia che il Veneto era l'unica regione in Italia che ha avuto la vaccinazione volontaria per 10 anni ed è stato l'ultimo governo con il ministro Lorenzin che ha tolto la volontarietà dal Veneto e ha introdotto l'obbligatorietà. Quindi per noi resta volontario questo vaccino, ma non ho neanche sentore che a livello nazionale sia obbligatorio, anzi Conte ieri sera ha risposto a una domanda su questo. Bravo. E quindi poi si partirà. Considerate che c'è una novità, che anticiperanno i tempi di fornitura del lotto dei 194.000 dosi. Quindi per i primi di gennaio dovremo partire con la macchina. Noi abbiamo già attrezzato i freezer comprati, siamo pronti, abbiamo le siringhe, a me sono concesso che servano, che sia chiaro che non è una sfida quella di aver comprato le siringhe, è solo una preoccupazione, perché se hai i vaccini in casa ma hai tutte le siringhe, cioè mi viene mal di mare, avete capito? Quindi poi si partirà, ci sarà la solita campagna vaccinale per chi lo vuol fare, chiuso. Ovviamente all'inizio l'opportunità verrà data al personale della sanità, dell'RSA e ovviamente agli ospiti dell'RSA. Grazie. Scusa Antonella, scusa se ma è un Okay, dettaglio. prego. Magari se lei ha minuti contanti, non so se poi possiamo fare un piccolo focus sui vaccini con l'assessore che ne sa una più del diavolo. Sì, quindi, sì, c'è l'assessore, non c'è problema. Perfetto, allora intanto proseguiamo con Marco Bonet. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere questo sulla scuola. Sì. Cioè, partendo da questa considerazione, a me pare abbastanza inverosimile, ma è la mia opinione personale, che con l'Italia in zona rossa fino al 6, il 7 tutti a scuola e se non ricordo male anche impianti di sci aperti. Cioè, quindi quello che volevo capire è, in queste videoconferenze che avete iniziato a fare col Ministero, si sta abbozzando un'ipotesi di rinvio di questa data, di questa deadline del 7? Se ne è parlato? La ministra l'ha accennato? No, al momento no. Condivido, ma l'ho detto in tempi non sospetti, che comunque il 7 rischia di diventare il D-Day, no? Cioè che c'è un sacco di robe che dovrebbero accadere quel giorno. Se c'è mischia al centro è bene evitare che accadano e infilarsi dentro altre attività. Però è altrettanto vero che ad oggi il tavolo sta lavorando per l'apertura del 7. Cioè il Ministero va dritto come un treno sul 75% del 7. Al momento sì, va dritto come un treno. Abbiamo l'incontro fra 10 minuti e quindi
ci aggiorniamo. Sì, nel senso che immagino che l'incontro sia interlocutorio, sicuramente non di ostacolo da parte delle regioni, però con i presupposti, non so se eri già arrivato, con i presupposti di dire che situazione epidemiologica da valutare qualche giorno prima, giustamente perché se finiamo la zona rossa, 2, il grande tema della quantità, no? Perché aprire la scuola col 50% è una roba, aprirla col 75% in presenza è un'altra. Ok, va bene. E comunque vi ricordo che c'è qualcuno che fa la dichiarazione, ma è impossibile fare didattica in presenza e a distanza contemporaneamente. Bene, ma allora se è impossibile col 50 è impossibile anche col 75. Allora mi metto nei panni degli insegnanti che dicono io devo guardare negli occhi, e hanno ragione, gli studenti che ho in aula, ma dovrei guardare anche la telecamera del computer che dovrebbe fare la stessa roba. Quindi non è facile la didattica mista, ci rendiamo conto. Però questo è il segno dei tempi, ragazzi, del Covid. Poi una domanda invece da Leguleio. Prego. Sul tema dell'ordinanza, tecnicamente lei oggi firma una revoca, un atto di decreto, che cosa succede dal punto di vista giuridico? Guarda, intanto mandavamo fuori una nota per spiegare, cioè quello che dicevo all'inizio della conferenza stampa decade alle ore 24 del 23 perché poi entrano le misure nazionali. Dopodiché faremo una revoca formale, diciamo, a parte il fatto che la revoca formale in via teorica non serve neanche perché le misure nazionali sono di livello superiore, gerarchicamente superiori, però vabbè, faremo anche una revoca così togliamo ogni dubbio. Ok, grazie. Grazie a voi. Per il Presidente ho ancora una domanda. Poi, da parte Sì, era di una, poi. guardi, una cosa proprio Buongiorno. rapidissima, buongiorno, perché è da un po' che non sento parlare del modello matematico che aveva dato dei buoni frutti durante la prima ondata di coronavirus. Questa volta invece sembra che si sia sbagliato, nel senso che il picco era previsto diverse settimane fa e alla fine è rimasto, si è fatto un'idea anche sentendo gli esperti di cosa sia successo, di quali siano state le variabili che sono intervenute. È esattamente accaduto quello che prevedeva il modello, che siamo andati al picco, non l'avrà sbagliato di 2 giorni, perché siamo andati nel plateau, ma la durata del picco è direttamente proporzionale a molti temi, ad esempio il mancato distanziamento sociale pesa molto perché ti allunga la discesa, tant'è vero se voi guardate la curva di marzo, lo dicevo anche ieri, e questa, cioè sono curve che hanno una salita repentina a marzo e una caduta repentina, cioè il picco l'abbiamo avuto a farla grande, 10 giorni, se l'abbiamo avuto una settimana, poi è iniziato a scendere. Qui invece vedi la nostra curva che va su più piano e poi è su un altopiano adesso, però oggettivamente, se non cambia la tendenza da qualche giorno, insomma che i dati li vedete anche voi dal bollettino, però io eviterei di stare qui a dare enfasi a questi dati che sono, come ci fa vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Aspetterei che si confermassero molto di più perché insomma la pressione c'è, quindi è bene che rispettiamo le regole e evitiamo al massimo di creare diffusione del contagio. Grazie. Se non ci sono altre domande per il Presidente, buon weekend a tutti, grazie. Passiamo all'assessore Lanzarin. Filippo, avevi chiesto di interloquire. Grazie. Assessore, buongiorno. Buongiorno. Ecco, magari qualche dettaglio su questo arrivo delle fiale di vaccini. Pare di capire che il 27 arriveranno queste fiale. Ci dice un po' dove arrivano, chi le porta, dove vengono smistate, i tempi. C'è stato ieri un incontro con il governo e con il ministro Arcuri, si è parlato nella prima parte di questo perché il 27 sarebbe una giornata in cui appunto, allora intanto le fiale arrivano allo Spallanzani il 25 mi sembra a Roma, questa prima partita, e poi dalla Spallanzani partono direttamente per le regioni. Le regioni dovevano individuare ognuna un punto e individuare anche il riferimento. Noi abbiamo individuato l'azienda ospedaliera di Padova e l'unità farmaceutica dell'azienda ospedaliera di Padova.
quindi le fiale dallo Spallanzani, quindi Roma, arriveranno a Padova il 27, sono, come diceva il Presidente, 875 dosi e stiamo ragionando adesso, non ho ancora una notizia da darvi rispetto a come le suddivideremo, in che modalità, perché arrivano e vanno consumate entro un tempo molto breve. Scusami, per dosi noi cosa intendiamo? Cioè, Sono per intendiamo... 875 persone. Sì, quindi in doppia dose praticamente. No. O no, no. No, è una dose che può coprire 875 persone. Cioè 800... arrivano 875 dosi, quindi che sono l'uguale a 875 persone che vogliono vaccinarsi. Va bene. Quindi dobbiamo ancora, adesso stiamo ragionando se, visto appunto che devono essere consumate in un tempo molto breve, chiaramente rimarranno in un limite molto, insomma, limitato, ecco, in un confine molto limitato, ecco. Poi invece arriveranno tutto il resto e quindi arriveranno poi successivamente nei 7 hub come abbiamo previsto, ma questa è solo una, diciamo così, partenza iniziale che verrà fatta, mi sembra di aver capito, in simultanea in tutta Italia, insomma, ecco, quindi con una consegna minima però in un punto per ogni regione. Quindi queste 875 dosi, a chi pensate di somministrarle, anche se si tratta così poco più di, insomma, Allora, le dosi sono sempre, allora questa prima partita voi sapete che è sempre il personale sanitario, quindi il personale sanitario degli ospedali o del territorio, medici medicina generale, pediatri libera scelta, insomma tutto personale sanitario e ospiti e operatori dell'RSA. Chiaramente questo è il contesto a cui verrà distribuito. È sempre su base volontaria e quindi a chi aderirà alla campagna chiaramente di vaccinazione. E il 7 gennaio che quantitativo è previsto? No, adesso abbiamo solo questa notizia, poi arriveranno credo le altre, però credo che nei prossimi giorni ci daranno anche notizie rispetto alla tempistica, in che se arriveranno tutte lo stesso giorno, insomma un po' per il resto. Oggi la notizia che abbiamo avuto ieri è solo questa, quindi di questo arrivo per il 27 di dicembre. Grazie. Angela Pederiva. Grazie, buongiorno Assessore. A proposito dei quantitativi che arriveranno poi a gennaio, continua ad esserci una discrepanza nei numeri tra le 194.000 dosi che appunto il Veneto ha chiesto e l'ultima tabella che ha nuovamente diffuso la struttura commissariale, che sono circa 30.000 di meno. L'abbiamo già evidenziato perché, allora, siccome sono girati minimo 3 slide che avevano insomma un po' il piano vaccinale nazionale, e quindi io adesso non lo so, però abbiamo già evidenziato, la direzione prevenzione ha già evidenziato che il nostro quantitativo è 184.000, 185.000 mi sembra sia l'ultima, 185.000 mi sembra. Adesso mi prendete, mi sembra, perché poi lo verifichiamo, mi sembra che sia 185.000, 184 e 9 qualcosa, quindi dovrebbe essere 185.000. Però siccome abbiamo al limite potremmo dare, forse non l'abbiamo mai consegnato quello, l'ultima, perché avevamo detto che lo consegnavamo, l'ultima non l'avevamo più consegnato, vero? Quello adesso vediamo se lo recuperiamo eventualmente. Noi comunque settimana prossima saremo pronti, quindi penso che poi verremo anche qui a presentarlo con il piano regionale per quanto riguarda la vaccinazione divisa per fase, quindi sia per quanto riguarda, ci sta lavorando la prevenzione, quindi settimana prossima è pronto, sia per quanto riguarda la prima fase, la seconda fase, la terza fase, quindi la fase dei sanitari e del personale e gli ospiti dell'RSA, la seconda fase che è quella dei servizi essenziali, forze dell'ordine e altre categorie protette, la terza fase che è quella della popolazione indifferenziata, insomma viene così definita. Posso, scusi, Prego, Fois. È possibile più o meno stimare quando si arriverà per esempio alla fase 3 o è troppo presto? Da indiscrezioni che noi abbiamo in interlocuzione con il governo e con il commissario Accuro si dice che per metà anno, quindi per maggio-giugno insomma, dovremmo arrivare. Queste dovremmo e quindi condizionale, ma queste sono le indiscrezioni insomma che dalle riunioni sono emerse. Tra l'altro si dice che non cambieremo molto le nostre abitudini, perlomeno quelle che abbiamo adesso di mascherine, di distanziamento sociale, per un bel pezzo comunque, anche quando è già cominciata la campagna vaccinale. Beh, ricordiamo che comunque tra la prima dose e la seconda dose 21 giorni, sicuramente insomma
le protezioni vanno utilizzate tutte, penso anche dopo, insomma, poi adesso capiremo un attimo anche quando inizierà la vaccinazione e daremo anche delle indicazioni, insomma, in questo senso, di raccomandazione comunque. Non glielo chiedevo perché ho letto da qualche parte che bisogna raggiungere, credo, il 70% dei vaccinati per poter Sì, tornare la alla percentuale normalità. che si aggira attorno a questo 70-75%, insomma. Un ultimo Prego, dettaglio, se è prego, possibile. Filippo. Io lo chiedo sempre, ma c'è non voglio dire una stima previsionale, ma un'aspettativa di massima sul numero di veneti che potrebbe aderire alla campagna? No, difficile dirlo, difficile fare credo qualsiasi tipo di stima. Noi faremo chiaramente, ci sarà, voi sapete, una campagna informativa nazionale che quindi avrà valenza anche a livello nazionale su televisioni, su testate giornalistiche, eccetera. Noi comunque stiamo già predisponendo anche una campagna informativa e di sensibilizzazione regionale. Dopo è difficile oggi, penso, far stime. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande, prego. No, ci siamo, sono io il presidente adesso, perché la stiamo facendo da qui, insomma, quindi protezione civile. Perché la riunione arrivava dall'incontro con il gruppo tecnico che c'era stato prima. Grazie a tutti e ci diamo appuntamento più avanti.